Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'Aspetto del Calciomercato. Batman, napoletano, come state? Spero tutto bene. Questi primi minuti di video vi andrò a dire, ad argomentare quello che sarà il video di oggi. Allora, il video di oggi si tratta della storia di vari club d'Italia, d'Europa, sì, e anche mondiali, non solo europei, ma farò anche le nazionali. Allora, partiamo subito dall'SSC Napoli, ovviamente, essendo la mia squadra del cuore. Vabbè, partiamo subito con la storia del Napoli. Allora, il Napoli è stato creato, la squadra ufficialmente SSC Napoli è stata creata il 1 agosto del 1926, però già prima del 1926, già dal 1859 più o meno, è stato diciamo 1890, 80, 89, 90. Già ci stavano delle persone che incominciavano a giocare a calcio a Napoli, però non era ufficialmente SSC Napoli e tutto. Allora, prima di tutto questa qui sarà una nuova serie che usciranno diversi video a seconda della squadra che mi viene in mente, usciranno dei video. Dopo penso che uscirà anche quello sul Manchester City e United, sarà un video doppio. Vabbè, l'inno del Napoli è Sarò con te, ma è anche l'inno del Napoli di D'Angelo. Se andate a cercare su YouTube, o su YouTube Music o Spotify, scrivete inno Napoli, Nino D'Angelo, lo trovate subito. Il Napoli si trova in Italia, si trova in Serie A, gioca in Serie A, è campione in carica d'Italia. Vabbè, i trofei li diciamo dopo. Ora passiamo un po' dal lato presidenziale e tutto. Il presidente è Aurelio De Laurentiis, che ha acquistato il Napoli nel 2004 e sono ben 20 anni 21 anni che De Laurentiis è proprietario del Napoli. L'allenatore attuale è Antonio Conte con un contratto triennale, tutt'oggi siamo al secondo anno. Poi lo stadio in cui gioca il Napoli è lo stadio Diego Armando Maradona con una capienza di circa 54.726 posti. Viene chiamato così lo stadio Maradona perché, come sappiamo, nel 2020, fine 2020, inizio 2021, Diego Armando Maradona è morto. Oh, pace anonima su. È morto. E da San Paolo, lo stadio del Napoli, il nome è cambiato. Comunque qua voglio, non so da voi, ma qua a Napoli sta diluvando come che voglio, mamma mia. Vabbè, e dopo la morte di Diego Armando Maradona, giusto qualche giorno dopo, De Laurentiis non ha perso tempo, che ha deciso di rinominare lo stadio del Napoli Diego Armando Maradona. Vabbè, il miglior giocatore della storia del Napoli, nella storia del Napoli è Diego Armando Maradona. È tipo il quarto capocannoniere della storia del Napoli. Poi invece se dobbiamo dire il miglior giocatore tutt'oggi, ce ne sono diversi, come McTominay, miglior giocatore della Serie A dell'anno scorso. Kevin De Bruyne, arrivato nei mesi estivi, inizio giugno, metà giugno, più o meno quelli sono i mesi in cui il contratto è stato concluso e tutto. Però, vabbè, il capocannoniere della storia del Napoli con 148 gol
in tutta la sua carriera a Napoli è stato Dries Mertens. Invece, ora vi illustro, diciamo, un po' gli anni del Napoli. Allora, il Napoli, come vi ho detto prima, è nato nel 1926. È partito non già dal San Paolo, ex San Paolo, ma è partito da uno stadio a Vulla che però, diciamo, stava cadendo a pezzi, una curva non rientrava nei parametri della FIGC UEFA, non lo so che ci stava allora, però cioè, non entrava in quei parametri e quindi il Napoli ha deciso di cambiare stadio, era intorno al 1933-34 più o meno, quelli erano gli anni. Ehm, si è deciso di trasferire in questo nuovo stadio. Intanto una piccola curiosità che il primo degli anni, fine anni 20, quindi del 1928, 29, 30, il primo capocannoniere, tra virgolette, no capocannoniere, il primo attaccante, la prima punta centrale da gol, l'uomo che portava gol, si chiama Attila Sallusto. A Ponticelli, vicino alla chiesa San Pietro e Paolo, cioè nel corso della chiesa San Pietro e Paolo a Ponticelli, la via si chiama, il nome della strada è proprio Attila Sallusto, in onore ad Attila Sallusto. Vabbè, poi il Napoli, dopo la vittoria dei due scudetti dell'era Maradona e della Coppa UEFA, attuale Europa League, che dopo andremo a vedere, è retrocesso in Serie B dopo una ventina di anni, circa era il 2000, 2001, 2002. Perché? Perché il Napoli è fallito. È fallito. E non avevano soldi, non avevano i cash. E poi nel 2004 è andato in Serie B. Poi il Tribunale ci ha mandato in C e poi in C ci ha acquistato De Laurentiis nel 2004. Poi, vabbè, poi la sappiamo tutti, la storia del Napoli con i suoi giocatori, Lavezzi, Mertens, Cavani e roba varia. Vabbè, ora passiamo al Palmeiras del Napoli. Allora, partiamo dai trofei meno importanti a quelli più importanti. Allora, il Napoli ha vinto una Coppa Italia inglese, una Coppa delle Alpi, una Coppa Italia, una Supercoppa Italia, la Serie B per una volta, sei Coppe Italia, scusa, due Coppe Italia e siamo a 5 trofei. Poi 6 Coppe Italia e siamo a 11 trofei, una Serie B, ha vinto una volta il campionato di Serie B e siamo a 12 trofei, poi ha vinto 4 scudetti, siamo a 14 trofei e poi, come vi dicevo prima, l'Europa League e siamo a 15 trofei. Allora si chiamava Coppa UEFA. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao!